Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Allora, Gianni Zanolini è venuto a trovarci in studio per fare così una veloce chiacchierata e per capire dalla sua viva voce quali sono le ultimissime per quanto riguarda un po' l'attività che sta svolgendo sul territorio in vista delle imminenti elezioni amministrative per quanto riguarda Pordenone, che a questo punto saranno, non si sa ancora quale domenica, ma saranno sicuramente verso ottobre. Le elezioni sono convocate per ottobre, lo confermava ieri la giunta regionale, d'accordo con il governo, aspettiamo una data sicura. Sono 6 mesi e quindi è anche assolutamente certo che c'è tutto il tempo per riflettere, ragionare, c'è il tempo anche per sperare che si possa uscire da questa situazione grave della pandemia. Avete visto anche ieri un numero molto elevato di morti in Italia, ma insomma speriamo che i vaccini procedano e speriamo di uscirne tutti. Non è semplice però. Chiaro. Senta, per quanto riguarda invece le oliature in vista delle scadenze elettorali, come si sta muovendo? L'oliatura vuol dire soprattutto costruire la più ampia coalizione possibile. Sto cercando ovviamente di mediare, di trovare elementi di unità e di portare dalla mia parte più forze possibili. È un lavoro non semplice, però insomma io conto francamente di riuscirci. Il tempo corre e il tempo stringe, si dice, no? Però quello che conta è che i programmi sono quasi definiti in un certo senso. Dunque, noi cominciamo la settimana prossima un lavoro il più possibile in realtà, ma il più possibile aperto sul programma. Nel senso che quartiere per quartiere, ma anche a livello cittadino, cerchiamo di coinvolgere nelle condizioni attuali, per come si può fare, più persone possibili per sentire il loro parere. Faremo qualche cosa di estremamente aperto, di estremamente, vocato all'ascolto, perché credo che questo sia un po' la chiave di oggi. Tutti pensiamo di avere in mano la situazione della città o della regione o dell'Italia. In realtà, francamente, mi pare che le chiavi di comprensione della realtà nella quale ci muoviamo siano estremamente complesse. Proprio anche per questa situazione, del Covid, ma anche per l'incertezza sul futuro. Non capiamo bene quali conseguenze avranno sull'occupazione nella città di Pordenone, ma in tutto il Friuli, Venezia Giulia, le crisi che sono legate al Covid e quelle che erano maturate prima, ma che sono entrate in un tempo sospeso con il Covid. Cosa comporterà tutto questo? E poi alcune questioni aperte, tipo la sanità. Noi avremo dopo la pandemia una sanità uguale a prima della pandemia? Io ne dubito fortemente, perché dovremo, assumere alcuni orientamenti che sono emersi come necessari in questa fase. Ad esempio avere strutture che siano estremamente flessibili, perché quando abbiamo avuto i picchi più alti della pandemia, e adesso siamo in una situazione ancora pesante, comunque abbiamo capito che avevamo bisogno di ospedali, strutture sanitarie, territori che fossero i più flessibili possibili per accogliere immediatamente le novità che si pongono. Quindi io credo che dopo pandemia sarà anche un momento di grande cambiamento, ne avremo bisogno. Senta Zanoni, per concludere, senza svelare chiaramente la campagna elettorale da lei impostata insieme agli alleati, perché è ancora troppo presto, si rischia, come si dice, di bruciare in anticipo le carte. So che comunque
è in fase di operatività per quanto riguarda insomma, gli eventuali cosiddetti primi 100 giorni se il cittadino la premierà nel voto di ottobre. No? Primi 100 giorni saranno 100 giorni votati esclusivamente a una ricognizione finanziaria intanto, cioè voglio capire dal momento in cui mi insedierò in comune qual è la condizione reale delle casse del comune e quali impegni siano stati assunti in questi anni. In secondo luogo voglio capire esattamente qual è la condizione della macchina amministrativa, perché io la conosco in parte, ma ci sono state novità, bisogna fare una ricognizione, bisogna capire anche quali sono i tempi, ad esempio, in cui alcune forti personalità presenti in municipio se ne andranno in pensione. Bisogna capire se è possibile organizzare, come dire, anche un passaggio molto intelligente, molto accurato delle competenze. Questo mi pare un fatto importante. E poi intendo dedicare un forte momento di riflessione alla salute, come dicevo prima. Io vorrei coinvolgere tutti i sanitari, tutti gli operatori sanitari, ma anche quelli del volontariato, le associazioni dei pazienti e via dicendo, nella costruzione di un progetto di salute per il nostro territorio che non riguarda solo la città di Pordenone, ma tutto il territorio, quindi in accordo con tutti i sindaci. Questi saranno i miei primi 100 giorni. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.